La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. Bentornati a una nuova puntata dei Segreti del Cuoco. Oggi dobbiamo completare il nostro menù con un dolce e per farlo siamo venuti in una pasticceria di Terralba, le Operas di zia Adelia, dove ci accoglie Rosalba. Buongiorno. Buongiorno, cosa ci vuole preparare oggi? Cosa mi consiglia? Un po' di amaretti e andiamo li prepariamo immediatamente. Ma noi non vogliamo solo gustare gli amaretti di Rosalba, bensì vogliamo anche imparare a prepararli. Con quali ingredienti? Abbiamo 400 g di mandorle dolci, 100 g di mandorle amare, 600 g di zucchero, 5 albumi d'uovo e 2 limoni grattugiati. E adesso ci affidiamo all'abilità di Rosalba. Allora, prendiamo lo zucchero, aggiungiamo gli albumi, limone, mescoliamo un po'. Aggiungiamo le mandorle. Tutte insieme? Tutto insieme. Dolce e amare. Dolce e amare. Adesso siamo curiosi di scoprire che forma ci farà Rosalba. Allora li facciamo allungati, facciamo così, andiamo. Rosalba è in arrivo, porta gli amaretti. Adesso li mettiamo in forno per 20 minuti a 180 gradi. Sono trascorsi 20 minuti, forno ventilato. Sì, e adesso sforniamo. Andiamo un po'. Sono pronti. Eccoli. Come si presentano? Sono piatti, perché diventano piatti, e belli dorati. E ora ovviamente sistemiamo gli amaretti sul gesto. Certo. L'occhio vuole anche la sua parte, il cliente chiede una presentazione ovviamente degna. Ecco qua. E gli amaretti sopra. Da una parte abbiamo Giuseppe Recupero dell'AIS. Sono il delegato provinciale dell'AIS di Oristano. Organizziamo dei corsi per conseguire il titolo di sommeliere che si sviluppano su 3 livelli. Un primo livello dove si insegna la tecnica della degustazione con l'esame visivo, olfattivo e gustativo, un secondo livello con l'enografia nazionale, tutte le regioni d'Italia e in più uno sguardo in Francia e anche nel mondo, e il terzo livello che riguarda l'abbinamento cibo-vino per affinità e per contrasto, e alla fine si consegue il titolo di sommeliere. Dall'altra parte invece abbiamo il nostro sommelier di fiducia Franco Deida che ci parla dell'importanza del corso. Il corso di sommelier è importantissimo perché ci permette di avere un titolo che può essere speso bene, nel senso che ci si può lavorare nei ristoranti, nelle enoteche e nei wine bar. Come avrete capito, nel corso di questa puntata vi daremo un'anticipazione dei contenuti di questo corso molto speciale. Quando partirà il corso e quando scadranno le iscrizioni?